Amici sportivi, buon pomeriggio e ben trovati dal Palabadiali di Falconara. Siamo pronti a raccontarvi uno dei big match di questa giornata di Serie A femminile, la sfida fra Città di Falconara e Italcave Real State. La sfida fra la capolista, la formazione guidata in panchina da Massimiliano Neri, contro una delle squadre più blasonate della storia del futsal femminile italiano e sicuramente una delle più titolate, che anche quest'anno, seppure leggermente attardata in classifica, vuole provare a conquistare un altro titolo da aggiungere alla sua bacheca. Città di Falconara, 32 punti in 11 gare disputate, comanda la graduatoria. L'Italcave Real State di punti ne ha 19, ma ha 2 partite in meno giocate, quindi potenzialmente il gap può essere minore. Divisa bianca con segni blu a richiamare i colori sociali per le Citizens, divisa a strisce verticali rosso-blu a richiamare i colori del cuore pugliese del Real State. Andiamo alla lettura delle due formazioni. Partiamo dalla squadra ospite, che si presenta in campo con la numero 1 Margarito, numero 2 Russo, numero 6 per Protopapa, numero 8 Soldevilla, numero 20 per Pedroso con il 22 Mansueto, 23 Boutima, numero 88 neoarrivata la Schmidt, per tutti Valeria, numero 99 Renatigna, numero 21 De Marchi. In panchina non c'è Antonio Marzella, assente anche quest'oggi, non è la prima volta. Al suo posto agisce quindi da primo tecnico quest'oggi qui a Falconara Antonio Maggi. Risponde Città di Falconara, 1 Di Biase, 3 Guti, 4 Tati, numero 7 Marta, numero 10 Capitan Luciani con il 13 Nona, 14 Bernotti. Nel frattempo partiti, calcio d'inizio quindi per Città di Falconara, Italcave Real State, dicevamo 14 Bernotti, 16 Isa Pereira, 21 Ferrara, 22 Marcelli, 77 Pesaresi, 99 Raffaella Pato Dalmazza. In panchina per il Città di Falconara ovviamente Massimiliano Neri. Dirigono l'incontro i signori Matteo Ariasi della sezione di Pescara, arbitro numero 1, arbitro numero 2 Gianluca Ruttolo della sezione di Chieti, cronomen Stefano Candria della sezione di Teramo. Partiti dunque con il primo tentativo del Città di Falconara, palla che è terminata fuori, gara che si preannuncia spettacolare, tutta da seguire, tutta da raccontare, tutta da vivere. Possesso per Statte con Renatigna che scarica per Valeria Schmidt, ancora Renatigna pressata alle spalle da un avversario, poi anche Marta prova a dar fastidio alle avversarie, c'è l'anticipo di Tati, il pallone recuperato però dalla squadra ospite che di nuovo imposta l'azione in orizzontale. Renatigna, pericolo numero 1, 14 reti realizzate per lei sin qui in stagione, come lei anche Boutima, una coppia di bomber per la formazione pugliese, 13 reti invece per Raffaella Pato Dalmazza nel Città di Falconara. È sfida quindi anche fra grandi bomber, è sfida fra questi due quintetti all'inizio. Di Biase fra i pali per il Città di Falconara, quindi Tati, Luciani che riceve adesso, Marta pivot, dalla parte opposta c'è Guti. Al rientro dalla squalifica Isa Pereira che ha iniziato in panchina, la palla qua è uscita secondo il direttore di gara, altrimenti c'era una potenziale occasione per il Città di Falconara. Dalla parte opposta nel quintetto dell'Italcave Real State, mentre i direttori di gara chiamano il cambio palla, evidentemente pallone leggermente sgonfio. Dicevamo nell'Italcave Real State fra i pali Margarito, poi abbiamo detto Renatigna, Boutima, Soldevilla e con il numero 88 l'ultima arrivata Valeria che riceve adesso, pressata da Tati, deve fare attenzione, rischia qualcosa e alla fine preferisce saggiamente a nostro giudizio mandare il pallone fuori. Audio tutto ok, ovviamente invitiamo i nostri telespettatori a segnalarci eventuali problemi di audio che potrebbero verificarsi nel corso della diretta, speriamo e ovviamente faremo in modo di no. Mentre Falconara attacca, l'imbucata di Tati era indirizzata verso Marta, buona la difesa dell'Italcave Real State che allontana il pericolo, il pallone viene allontanato, pallone direttamente da Angelica Di Biase. Allora prova ad imbastire una soluzione offensiva Città di Falconara, capitana Luciani pensa all'appoggio corto per Tati, invece va da Marta, sponda opposta, ancora Luciani, pressata da Renatigna, poi vince lo spalla a spalla e lascia correre il pallone oltre la linea del lato corto, e quindi rimessa con le mani da parte di Di Biase a lanciare Marta che aveva tagliato alle spalle di Valeria. Attenta però la numero 88 a mandare con la fronte in fallo laterale, quasi un corner per il Città di Falconara.
Tati sul pallone, tocco corto, Guti suola all'indietro ancora, Tati destro, prova a scovare un pertugio sotto le gambe di Guti, ma palla che viene strozzata proprio dalla giocatrice in maglia numero 23 e perde quindi di velenosità. Arriva comoda da Margarito che ha già rilanciato, siamo in avanti, Statte con Renatigna in mezzo al traffico, prova un doppio dribbling, non le riesce, quindi duello con Tati. L'ultimo tocco della giocatrice ospite, rimessa laterale per il Città di Falconara. Tati allarga per Luciani, si accende il match. Ritmi buoni, buonissimi in questa prima parte di gara. Tati, Guti. Marta, ancora Guti. Un tocco e via. Palla in diagonale, da secondare il taglio della numero 3 del Città di Falconara. Troppo profondo, si gratta la testa come a dire non mi è riuscito bene questo lancio. La numero 4 Tati. Ora va in pressione su Renatigna, la marca stretta, circolazione della palla da parte del Real State, pressing efficace del Città di Falconara che costringe all'errore Soldevilla. Pallone che termina in fallo laterale, rimessa per il Città di Falconara, sono trascorsi 3 minuti e 4 secondi, punteggio fermo sullo 0-0. Marta, riferimento offensivo, riceve il pallone, guadagna yards. Guadagna qualche metro, guadagna la metà campo avversaria, il pallone va da Guti. Esercizio di attacco contro difesa schierata nella metà campo dello Statte. Palla di Luciani, interessante a seguire, ad appoggiare il taglio di Tati che fa sì con la testa e arrivano anche gli applausi dalla panchina per l'idea e la giocata di Sofia Luciani. Leggermente troppo lungo il pallone, non può arrivarci Tati, nulla di fatto, siamo già da Margarito che appoggia corto per Soldevilla. Grande qualità tecnica in tutte le protagoniste che sono in campo. Attenzione qua a Valeria che ancora una volta non si fida nel portare troppo il pallone sulla doppia pressione della squadra locale. Manda in fallo laterale e allora di nuovo in avanti il Città di Falconara. Guti, Marta, Perno sul pallone per scansare il fastidio di Valeria. Arriva in soccorso però una sua compagna. Palla persa, recuperata alla fine da Margarito, capitano ovviamente dell'Italcave del Real State. L'appoggio per Valeria, all'indietro per Soldevilla, playmaker della formazione pugliese. In avanti bene per Boutima che però sul fastidio portato da Tati perde il pallone. Attenzione a Marta, la sfera sul suo destro, conclusione che chiama in causa Margarito. E questa è la prima vera occasione della partita. Calcia Marta, manda in corner Margarito. Tutto molto bello sia in attacco che in ribattuta, diciamo così, da parte dell'estremo difensore dell'Italcave Real State. Corner per il Città di Falconara, taglio di Guti, si fa vedere Marta, il pallone arriva da lei, destro! Sembrava fatta per il Città di Falconara, invece il pallone è terminato fuori sulla puntata palla scoperta di Marta. Da quella posizione senza troppo disturbo poteva fare meglio una giocatrice come Marta che ha tante qualità, compresa quella della concretezza e del gol. Sponda opposta. C'è la conclusione di Renatigna, manda fuori un sinistro molto meno pericoloso, non deve intervenire Angelica Di Biase. Ancora altre chance, 15:30 sul cronometro, che tradotto vuol dire 4 minuti e 30 secondi del primo tempo. Tati con un pizzico di buona sorte salta l'avversaria, prova l'imbucata lunga, il pallone viene deviato, calcio d'angolo, siamo già dalla parte opposta. Match bello, bellissimo, fra Città di Falconara e Italcave Real State, mentre entra in campo Mansueto, prende il posto di Boutima, si accomoda in panchina dopo 4 minuti e 40 secondi. Pallone alzato, Guti mette giù un pallone come avesse il Vinaville sul piede mancino. Gesto tecnico davvero apprezzabile e lodevole quello di Guti. Poi Luciani, Di Biase alza la testa e allora lancio lungo. Sofia Luciani si impenna sulla sua mattonella, non può arrivare però su questa traiettoria. La sfera termina oltre la linea di fondo campo, nulla di fatto anche in questa circostanza. Sempre 0-0 e siamo al quinto minuto esatto in questo istante. Renatigna, c'è sempre Tati a Franco bollarla, lancio lungo, il pallone è intercettato però da Isa Pereira, entrata in campo anche lei, ringhia però sui suoi piedi Nicoletta Mansueto, gli sottrae la sfera, poi un contrasto, l'ultimo tocco del Real State e guadagna quindi una rimessa in zona d'attacco il Città di Falconara, si porta nel quadrato offensivo, nel quadrato avversario. Sul pallone Isa Pereira, dicevamo torna dalla squalifica dopo il cartellino rosso subito nell'ultima partita casalinga ormai 2 settimane fa, ha dovuto saltare il match con la Lazio, vinto dal Città di Falconara 3-1.
11 vittorie in 11 gare in questo avvio di stagione per il club di Marco Bramucci, il presidente Marco Bramucci, record nel campionato di Serie A femminile a girone unico, altrimenti di record ce ne sono altri. Una bella soddisfazione sin qui, parziale diciamo così, velleitaria per la società falconarese che punta per la prima volta nella sua storia a conquistare un titolo, Coppa Italia o campionato. Le rivali ci sono, fra esse sicuramente una delle grandi candidate, l'Italcave Real State, che da anni domina la scena ai vertici del calcio a 5 femminile italiano. Prova la giocata a Soldevilla, si va a mettere però in un imbuto che alla fine stringe sui piedi di Isa Pereira, manda il pallone fuori Isa Pereira. Non ha dato il cambio a Tati come siamo abituati a vedere, specie nei primi tempi delle partite del Città di Falconara, bensì si è sistemata a sinistra. Ha dato il cambio a Sofia Luciani. Attenzione alla percussione di Soldevilla, scansa il pallone come a dribblare Marta, si ritaglia un po' di spazio per calciare, mette in mezzo, ribatte come un muro difensivo il Città di Falconara e palla che termina quindi fuori, rimessa al laterale sull'auto più lontano rispetto alla nostra telecamera, gestita come sempre quest'anno dal nostro Alessio Ritucci. La voce che ascoltate, come ormai speriamo vi siate abituati, è quella del sottoscritto Matteo Magnarelli. Rimessa laterale. Renatigna, puntata forte in mezzo, cercava forse addirittura un colpo di testa o qualcosa del genere, un impatto volante da parte di una sua compagna nel cuore dell'area di rigore avversaria, invece non trova destinataria, la sfera termina sull'out opposto. Rimessa laterale per il Città di Falconara, affidata ad Isa Pereira. Dopo 5 minuti a ritmo altissimo, adesso gioco leggermente più spezzettato con qualche palla inattiva e ora imposta il Città di Falconara. Guti per Isa Pereira, ancora un passaggio per Guti, impreciso Di Biase, quindi la palla va da Pato, dal Maz, è entrata anche lei, preso il posto di Marta. Guti prova il dribbling, riesce, pallone in mezzo, era molto interessante questo disegno in diagonale all'indirizzo di Isa Pereira, palla deviata, rimessa laterale per il Città di Falconara. Ha provato la gran giocata Guti, che ha iniziato davvero bene questa partita con 2 o 3 cose pregevoli. Ora respira dopo 6 minuti e 17 secondi, quindi step lungo per la numero 3 Guti. Attenzione in mezzo, Pato prova come un falco, è il caso di dirlo, a anticipare un avversario in mezzo all'area. Attenta però Soldevilla, la ferma, riparte Renatigna, la sua danza sul pallone non inganna, non tradisce Nona che ci mette lo zampino, spedisce il pallone fuori. Esce anche Valeria Schmidt, torna in campo Boutima. Soldevilla, così come Renatigna in campo dal primo minuto sino a quest'istante, come loro anche Tati nel Città di Falconara, oltre ovviamente ai portieri. Le altre sono tutte tornate a respirare, ora è tornata in campo Boutima, prova un dribbling sullo stretto, esce con tempismo Angelica Di Biase, prende però una botta a un dito di quelle che fanno male e infatti manda fuori il pallone fra le smorfie di dolore. Angelica Di Biase, quelle cose che ti prendono a tradimento fra virgolette, nel senso che non te le aspetti, e invece ha sfiorato, anzi ha toccato leggermente il dito della mano destra, se non andiamo errati, nel contrasto, nell'uscita su Boutima. Angelica Di Biase si è fatta male, però sembra in grado di poter riprendere regolarmente la partita, seppure continua a palesare un po' di dolore. Palla fuori, applausi di apprezzamento per il gesto ovviamente sportivo di fair play da parte dell'Italcave Real State. Gioco che riprende, imposta il Città di Falconara. Ora a vertice basso c'è Isa Pereira che accomoda per Tati, controllo impreciso, Nona si fa vedere ancora Pereira, tocca all'indietro, Nona di prima in avanti, attenzione perché Pato scappa alle spalle di Soldevilla, è più veloce della numero 8 avversaria, la numero 99 Citizens. Palla che torna da lei, di tacco prova a inventare di prima, aveva visto con gli specchietti retrovisori l'inserimento di Tati, fallisce però l'impatto col pallone e quindi regala la palla al Real State. Ancora pressione efficace del Città di Falconara, fallo per l'arbitro da parte di Nona, contrasto duro su Boutima e calcio di punizione per l'Italcave Real State. 0-0, siamo arrivati a 7 minuti e 24 secondi del primo tempo. Andiamo anche a ricordare quello che è il palinsesto, il programma di questa partita, di questo turno, pardon, di Serie A femminile. Si sta giocando con calcio d'inizio contemporaneo a questo match la sfida fra Montesilvano e Kickoff, l'altro big match di turno, mentre ieri
La Lazio ha vinto 3-2 in casa del Bisceglie femminile, sono 3 punti pesantissimi per la Lazio, perché il Bisceglie si è rinforzato notevolmente durante il mercato invernale e oltre ad essere una squadra sistemata a quota 15 punti a metà classifica, è una squadra che sicuramente può dare ancora più fastidio alle big posizionate nei primissimi posti della classifica da qui in avanti. Quindi vittoria di platino per la Lazio. Da giocare ci sono più tardi alle 18:30 Pelletterie Città di Capena e domani alle 15:30 Futsal femminile Cagliari contro Granzette. Ricordiamo in classifica prima di questo turno Città di Falconara, anzi dopo il posticipo di ieri e prima delle gare di oggi e domani, Città di Falconara 32 punti, Montesilvano femminile 28, Kickoff 25, Lazio che è salita a 22, Statte a 19, Bisceglie 15, poi classifica un po' spaccata, entriamo nelle ultime 4 caselle di classifica, Città di Capena 9 punti e poi Cagliari, Pelletterie e Granzette tutte con 3 punti. Cagliari che però è la squadra che deve recuperare più partite di tutti, ne ha disputate 8 contro la Lazio che ne ha giocate 13, Falconara e Montesilvano 11 per dare alcuni riferimenti. Italcavere e la Statte ne ha giocate 9, 6 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte. Altri dati numerici interessanti, la miglior difesa al momento è a pari fra Città di Falconara e Montesilvano che hanno subito appena 14 gol in 11 partite, ma curioso il fatto che il Montesilvano abbia realizzato 54 gol, ben 18 in più del Città di Falconara, ma sia secondo a 4 punti di differenza. Il motivo lo conoscete bene, cari amici appassionati. Città di Falconara spesso durante questa stagione ha sofferto per vincere le sue partite, ma ce l'ha fatta sempre, le ha vinte tutte. Il Montesilvano quando ha vinto spesso ha dilagato, tranne che nei 2 casi in cui ha perso punti, un pareggio e una sconfitta, quella nello scontro diretto nel Boxing Day giocato a Salso Maggiore Terme contro il Città di Falconara, perso 1-0. Questo a spiegare, a dettagliare i numeri. Torniamo però in telecronaca, abbiamo visto uscire purtroppo zoppicante per un problema al piede sinistro, la vediamo sotto i nostri occhi, Sara Boutima, molto dolorante, mette il ghiaccio sul piede, forse ce la può fare, non sembra, non è riuscita ad appoggiare il piede dopo l'infortunio patito per uscire dal campo, però magari migliora col tempo con un po' di ghiaccio, vediamo, glielo auguriamo e ce lo auguriamo per lo spettacolo di questa partita. Dicevo, gioco ripreso e consueto pressing del Città di Falconara molto alto, tutto nella metacampo avversaria a costo di scoprire un po' le spalle, quindi la profondità davanti a Di Biase. Giro palla del Città di Falconara, Nona va in parallela, Isa Pereira ha guadagnato un po' di metri su Renatigna, però la sterzata, bella giocata di Isa Pereira, poi Nona pensa all'imbucata per Pato, alla fine la effettua, giro palla che prosegue, Tati va sulla destra, Isa Pereira, arriva Pata che urla c'è un buco, testuale, la palla arriva da lei ma poi arriva anche Renatigna che gliela porta via, quindi Pato lotta in mezzo a 2, in qualche modo prova a recuperare il pallone, lo perde, contropiede dell'Italcavere alle Statte, la sfera allargata sulla destra, Renatigna pensa al cambio gioco, invece no, va da sola in mezzo, attenzione, molto spazio per il destro di Mansueto, non è finita, la palla recuperata dal Città di Falconara, Isa Pereira la lavora, Tati pulisce tutto e dà via ad una nuova azione d'attacco del Città di Falconara, spazi che si allargano, siamo a 11 minuti e 10 secondi dall'intervallo, si è acceso nuovamente il match, il pallone che arriva dalle parti di Di Biase, un po' indecisa in questa uscita, è andata, si è fermata, poi è andata, alla fine è riuscita a complicare la vita a Mansueto e la palla l'ha riguadagnata la squadra di casa, Ferrara accelera, conclusione di Ferrara che come al solito appena entra in campo graffia con le sue conclusioni di mancino. La pupilla Erika Ferrara non è che ci metta molto a pensarci, a provare qualche giocata offensiva, la sua specialità sulla corsia sinistra, accelerazione, 2-3 passi e poi boom, sinistro a incrociare Margarito però era ben posizionata, respinge, si espone al contropiede di Città di Falconara, urla Massimiliano Neri, le indicazioni di difesa, Renatigna, salta un avversario, Renatigna, l'appoggio, il tiro di Biase, salva tutto, pericolo dalle parti di Di Biase, poi il contropiede con una giocata magica di Pato che sbaglia l'Astis, squadra un po' in confusione e alla fine manda fuori il pallone l'Italcavere alla Statte. Signore e signori, spettacolo al Pala Badiali in questi minuti centrali, nella fetta centrale del primo tempo, occasionissima per l'Italcavere alla Statte che prima con Di Biase e poi con una compagna che ha allontanato il pallone ha rischiato fra virgolette di passare in vantaggio, poi non ha sfruttato il contropiede il Città di Falconara, ancora molto spazio, attenzione Renatigna, si è persa Pereira, sbaglia il controllo Pereira ed è un'occasione mancata ma non vuole smettere, mamma mia, Isa Pereira cosa ha provato, e qui gli applausi sono a prescindere per l'esito
dell'abracadabra di Isa Pereira, scucchiaiata tenera a cercare l'incrocio dei pali alle spalle di Margarito, che però con grande esperienza ha fatto 2 o 3 passettini rapidi all'indietro, ha smanacciato in calcio d'angolo. Sembrava aver perso l'attimo buono Isa Pereira, anzi sicuramente è stato così, ma poi si è inventata qualcosa che, a prescindere, abbiamo detto, dall'efficacia finale, ci è piaciuto tantissimo. Palla forte in mezzo della stessa Isa Pereira. Ancora corner per Falconara. Stavolta la sfera viene alzata. Stop. Erika Ferrara, sinistro, colpisce male. Conclusione strozzata e palla che termina fuori. Poi si addormenta un po' su questo tiro Erika Ferrara. Per sua fortuna solo Soldevilla è scappata alle sue spalle. Non ha appoggiato l'azione Renatina, che sembra anche un po' stanca. Abbiamo visto la numero 99 del Italcover Erastate perdersi letteralmente, addormentarsi letteralmente sul taglio senza palla di Isa Pereira. E per poco non ci scappa il gol del Città di Falconara. Ora Soldevilla ruba palla, ancora morde sul pallone Isa Pereira, che si lamenta un po' con le compagne, vorrebbe un po' più di ordine, di aiuto. Doppio passo, Renatigna si inconea, Pato ci mette una transenna su questo pallone, poi va da sola in solitario come una partita IVA. Pato Dalmaz, dribbling destro, pallone in mezzo, Ferrara, attacco, la palla resta lì, non è finita, in qualche modo prova la deviazione, confusione in area, crea scompiglio in area di rigore Erika Ferrara. E poi Pato prova a servirla ancora in mezzo, pochi metri avanti la linea di porta di Margarito. Si sgolano gli allenatori, da una parte Neri, dall'altra abbiamo detto c'è Antonio Maggi e non Antonio Marzella. Rimessa laterale Falconara, pallone in mezzo, Pato riesce a controllarlo, poi fuori Pereira, bomba deviata, calcio d'angolo. Si arrabbia con se stessa la numero 16 delle Citizens, che voleva fare meglio. Corner ancora, in mezzo una bomba. Ora la palla va da Ferrara, pensa alla giocata, poggia per Nona, il pallone viene deviato, ancora resta in attacco il Città di Falconara. Ennesima palla inattiva, Ferrara mette in mezzo il pallone che viene lasciato scivolare fuori e termina così questo assedio temporaneo della Città di Falconara. Si espone ancora al contropiede, le due difese sembrano un po' poco attente sui tagli senza palla delle avversarie. Tre o quattro situazioni in cui si sono perse le dirette controllate. È tornato a attaccare Falconara, anche qua vedete molto spazio per Nona che mette in mezzo. Ferrara prova di tacco, una giocata esagerata, non male ma un po' troppo ambiziosa, forse qui poteva fare meglio. Palla in parallela, Russo, maglia numero 2, in campo ormai da qualche minuto, non riesce a controllare. Quindi Ferrara di prima per Pereira, largo per Nona, si accentra Nona, taglia per Pereira che di fatto riceve uno sgambetto dal direttore di gara, si arrabbia la numero 16 Pereira, l'arbitro dice di qui non mi potevo scansare. Renatigna, Soldevilla, viene incontro, Russo, bel movimento, non il controllo, impreciso, palla riguadagnata ancora dalla Città di Falconara. Ancora Pereira, è tornata in campo Marta. Nona prova a dialogare proprio con lei, con la numero 7 spagnola. Ferrara, Marta, Ferrara, c'è lei ad impostare. Tati è andata a riposare in panchina. Ancora Marta, lavora a spalle a Renatigna che con mestiere la costringe all'errore. Voleva il fallo Marta, eravamo al limite fra il fallo e l'esperienza. Renatigna, punta Ferrara che marca il pallone, arriva un supporto a Renatigna che dà fastidio a Ferrara perché poi si trova un blocco praticamente da un'avversaria e allora Renatigna può calciare ma va a tirare sulla figura di Angelica Di Biase che non deve impegnarsi più di tanto nel controllare questo pallone. Sale la pressione anche dell'Italcover Real Estate che evidentemente ha compreso che
aspettare questo Falconara nella sua metà campo può essere un po' troppo pericoloso, quindi tutte e due le formazioni in pressing alto. Qua Di Biase esce ma le dà fastidio Nicoletta Mansueto, la costringe a mandare il pallone in calcio d'angolo e allora corner per l'Italcave Real State. Siamo a 6 minuti e 52 secondi dal termine del primo tempo, è sempre 0-0 ma partita molto molto piacevole. Soldevilla osserva il movimento delle compagne, si muove dietro, Renatigna riceve su questo piccolo lob, Renatigna vuole fare tutto da sola, ancora Renatigna va sulla fascia, c'è Marta a dar fastidio, ancora una conclusione, però Di Biase è sempre molto ben posizionata e anche qua riesce a respingere. Imposta Soldevilla, la numero 8, allarga per Nicoletta Mansueto, c'è Tati che è rientrata sul parquet del Palabadiali, così come lei è tornata in campo anche la numero 88 Valeria Schmidt. La pressione, il pressing del Città di Falconara è efficace, quindi c'è la rimessa laterale per il Città di Falconara. Va Tati sul pallone, appoggia per Isa Pereira, larga c'è Marta, davanti c'è Ferrara, arriva sulla banda Ferrara, bel movimento, riesce in qualche modo a controllare col sinistro, prova un tunnel, Mansueto non abbocca e poi scivolata, va a regalare un calcio d'angolo al Città di Falconara. Beh, insomma, sembra quasi veramente a specchio questa partita, 1-1 o qualcosa del genere nella metacampo avversaria, un paio di palle in attivo, una rimessa laterale, un calcio d'angolo. Attenzione, Marta è molto libera, conclusione con il piatto, qua c'era la deviazione, era calcio d'angolo evidentemente per il Città di Falconara, non l'ha vista la deviazione il primo arbitro, quello sotto le panchine, Matteo Riasi della sezione di Pescara, e ha accordato la rimessa da fondo campo per l'Italcave Real State, che quindi può usufruire anche del time out chiamato da Antonio Maggi. Ascoltiamo o proviamo ad ascoltare quello che hanno da dire gli allenatori. Antonio Maggi anzitutto dice: ragazze, calciamo. Ora è Renatigna a dire qualcosa alle compagne nel lavoro nei confronti di Tati, soprattutto della giocatrice ultima di difesa del Città di Falconara. Dalla parte opposta, solita posizione di Massimiliano Neri con molto più aplomb, molta più calma, piegato sulle ginocchia con la lavagnetta in mano. Invoca un giropalla e imbuchiamo, qualche indicazione che siamo riusciti a rubare un po' dal labiale, un po' dalla gestualità, un po' anche di intuito, diciamo. Primo piano, ecco qua su Massimiliano Neri. 0-0 il punteggio a 6 minuti e 10 dalla fine del primo tempo di una partita davvero piacevole, quella fra Città di Falconara e Italcave Real State. Non poteva essere altrimenti, fra due club, fra due squadre così ricche di qualità, di classe, di campionesse e anche di giocatrici che hanno fatto la storia di questo sport al femminile in Italia, con tante finali e tanti appuntamenti importanti giocati e vinti. Gioco ripreso, possesso, State, Soldevilla per Valeria, all'indietro per Renatigna, non ha paura della sfida che le propone faccia a faccia Guti, sbaglia invece Soldevilla, arriva Sofia Luciani che porta via il pallone, pressa ancora Sofia Luciani, un bel break, non riesce a servire Marta, colpisce male con l'esterno Luciani, il più l'aveva fatto rubando palla e scoprendo la palla per servire una compagna nel 2 contro 1 che lei stessa aveva configurato, poi invece ha sbagliato clamorosamente l'appoggio, lei che tecnicamente è una giocatrice sublime, il capitano del Città di Falconara, Sofia Luciani, e così si è autoneutralizzata l'occasione in attacco per il Città di Falconara, che resta lì però in avanti. 5 minuti e 32 al termine della prima frazione di gioco. Luciani per Tati, si allarga Guti, riceve adesso Marta, si propone lungolinea, viene ignorata. Ora Tati, attenzione, cambia passo, Tati accelera poderosamente, botta sul petto di Soldevilla che si piega ma non si spezza, anzi si rialza subito effettuata la rimessa laterale. Guti riceve praticamente sulla lunetta del corner, cerca un Pertugio che non c'è, fa buona guardia Soldevilla, appoggia bene per Mansueto, poi provano il triangolo addirittura in uscita da pressing le ragazze rosso-blu, sbaglia l'appoggio di prima Renatigna, una notizia, altrimenti sarebbe stata un'azione splendida da difensiva a offensiva per il quintetto pugliese. Palla recuperata prima da Falconara e ora da State. Renatigna, controllo, danza sul sinistro, guadagna spazio per calciare, ci prova col destro, Di Biase c'è, non è una parata impossibile ma un intervento che ha richiesto sicuramente concentrazione
attenzione, e poi una spaccata in perfetto stile per ribattere la conclusione di Renatigna. Sta incrementando la frequenza delle sue conclusioni e quindi Falconara deve stare molto molto attenta. Attenzione, Soldevilla, lei finta il tiro, poi prova ad allargare il gioco per Mansueto, voleva un taglio alle spalle di Tati che non c'è stato e il pallone è stato quindi riconsegnato al Città di Falconara. Tati per Guti che pettina il pallone nel primo controllo, lo fa scorrere in avanti e attacca Falconara. Luciani, piatto, Tati accende la regia, appoggia per Guti, l'imbucata buona per Marta, ancora Mansueto in ritardo sul triangolo, Guti sulla fascia, perde l'attimo buono ancora una volta in una situazione simile a quella che abbiamo visto qualche minuto fa. Sbaglia il controllo decisivo Guti dopo un'ottima giocata del Città di Falconara, prima si arrabbia e poi applaude l'iniziativa mister Neri. Rimessa laterale, palla per Marta, finta, gran giocata di Marta, ha mandato al bar due avversari con una finta di corpo e quindi si è creato lo spazio per calciare, mentre c'è il colpo di testa a rete. Guti segna lei, la più lesta di tutte nel mordere in area di rigore un pallone respinto con affanno dalla difesa dell'Italcave Real State, e poi Guti ci mette lo zampino, gonfia la rete. Città di Falconara 1, Italcave Real State 0. Guti ci sta piacendo moltissimo in questo primo tempo, l'avevamo detto in qualche frammento di telecronaca nei minuti precedenti, e si è andata a prendere anche la gloria personale del gol, il gol dell'1-0 del Città di Falconara, realizzato a 4 minuti e 10 secondi al termine dell'intervallo, e quindi dopo 15 e 50 della prima frazione di gioco la firma della numero 3, Guti. Galvanizzata la squadra di Massimiliano Neri, torna ad attaccare, torna a spingere. Mentre ci segnalate, vi ringraziamo, in diretta il vantaggio del kick-off Milano sul campo del Montesilvano. Tati insiste, Città di Falconara, non si accontenta, non vuole assolutamente accontentarsi. Mansueto, l'imbucata, Guti fa muro, è dappertutto oggi Guti, e pensare che quella rimessa laterale da cui è scaturito il suo gol è nato forse dall'unico errore che abbiamo visto fin qui da parte della numero 3 del club allenato da Massimiliano Neri. Ora va a deviare anche su Mansueto, attenzione, Renatigna guadagna il limite dell'area, prova a districarsi in mezzo a tre, ma Città di Falconara fa densità e ruba il pallone, quindi Marta allontana in fallo laterale. L'ultimo tocco forse anche qua era stato del Real State, ma è peccato veniale, insomma parliamo di qualcosa di veramente leggero, ci può stare, ammesso e non concesso che fra l'altro sia come abbiamo visto noi, cioè che c'è stata la deviazione di una calciatrice dell'Italcave Real State. Renatigna perde il pallone, prova a lanciarsi, ad autolanciarsi Marta, palla che si allunga e termina in fallo laterale. 1-0 dunque per il Città di Falconara, ora mancano 2,56 alla pausa. Lancio lungo, troppo lungo, irraggiungibile per Marta. Marta per Tati. Guti. Tati. Mette in mezzo, bella palla per Marta! E c'è il gol
della numero 7 spagnola, 2-0 del Città di Falconara a 1:54 dall'intervallo. Ha segnato Marta e qua abbiamo un compito che ci ha segnato la calciatrice numero 7. Una dedica speciale, proviamo a leggerla in spagnolo. Este gol es todo para la abuela de Marta, vinculada en directo a este partido. Una especial dedicación por tanto Lord Encarna, la nonna Encarna, muy deseada por la spagnola Marta. Speriamo di aver letto tutto bene, di aver riprodotto tutto bene. Una dedica speciale da parte della spagnola dopo il 2-0 del Città di Falconara sull'Italcave Real State. 1-2 micidiale. Falconara gioisce per le reti prima di Guti e poi di Marta. Insiste il Città di Falconara, si sgola Nona perché voleva questo pallone da raffapato dal Maz, sfera che non è arrivata. Soldevilla, pressata da Pato, indiavolata, prova a rubare il pallone, la sfera carambola e arriva sulle mani di Margarito. 1 minuto e 10 secondi al termine del primo tempo. Fallo commesso dalla Città di Falconara, punizione battuta. Valeria Schmidt, Soldevilla, si fa vedere Russo, riceve, controllo da parte della numero 2, va in mezzo da Renatigna, chiude tutto Tati che sta veramente francobollando Renatigna. Sin qui è riuscita a mettergli abbastanza la museruola, seppure non bisogna dirlo fino a che non suona la sirena di fine partita, perché Renatigna è capace di inventarsi qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Ora riceve e proprio lei prova a scardinare la difesa del Città di Falconara, si incunea, l'assist per Valeria, poi si smarca Soldevilla, riceve all'indietro il pallone, di nuovo Renatigna, di prima gran palla, prova ad allargare il gioco, Soldevilla in mezzo, gol! Che gol fantastico dell'Italcave Real State, un'azione meravigliosa finalizzata con l'ultimo tocco di Russo. 2-1, segna lei, torna subito in partita l'Italcave Real State con un gol bellissimo realizzato da Russo. Gol siglato a 31 secondi dall'intervallo. Ancora si gioca, torna in avanti Città di Falconara, si espone al contropiede, parziale superiorità, Renatigna, dribbling sullo stretto, ma Nona non ci sta e manda fuori il pallone. Gran bella partita, amici telespettatori collegati in diretta a Facebook su PMG Sport Futsal, e non poteva essere diversamente. Cinque secondi, Nona porta il pallone, 3 secondi, rischia, 2 secondi, 1 secondo, suona la sirena, finisce un gran bel primo tempo. 2-1 per il Città di Falconara sull'Italcave Real State. Prima Guti dopo 15 minuti e 50 secondi, poi Marta dopo 18:04 per il 2-0 del Città di Falconara. Quindi dopo 19:29 segna Russo per il 2-1 con cui andiamo al riposo. Vi aspettiamo qua incollati nuovamente per il secondo tempo della sfida del Palabadiali. Ci sarà da divertirsi ancora, a fra poco. Palla al centro e via al secondo tempo del big match fra Città di Falconara e Italcave Real State. Si riparte dal punteggio di 2-1 maturato al termine dei primi 20 minuti effettivi di gioco. Un primo tempo molto divertente.
ricco di gioco, ricco di intensità, ricco di occasioni e anche con 3 gol, tutti molto belli in maniera differente ma assolutamente pregevoli e lodevoli le reti sia del Città di Falconara che dell'Italcave Real State. Falconara che era volata sul 2-0 grazie ai centri di Guti e Marta al 15:50, 18:04, poi a 31 secondi dall'intervallo Russo ci ha messo lo zampino per la rete del 2-1 su cui ci troviamo adesso in avvio di secondo tempo. Primo attacco del Falconara, calcio d'angolo, Guti calcia, la palla viene intercettata da Renatigna, poi arriva Tati che sistema tutto e dà avvio ad una nuova azione d'attacco del Città di Falconara. Giro palla molto rapido, Nona cambia gioco molto bene per Tati, ma Renatigna ha ripiegato rapidamente, allora si distende lo State, Guti chiude qua e rilancia l'azione del Città di Falconara, si propone anche in avanti, cerca di servirla Pato dal Maz, la sfera viene deviata in fallo laterale, subito avvio avvincente anche in questo secondo tempo. Attacca ancora il Città di Falconara, Pato prova a intervenire su questo pallone messo dentro da Tati, esce però Margarito e quindi Renatigna si districa bene in mezzo a 1, 2, poi 3 avversari, ancora Renatigna va a sfidare Pato dal Maz, l'ultimo tocco è della giocatrice rossoblu, secondo l'arbitro, secondo noi no, era rimessa per lo State, poco importa, altro errore leggero da parte del direttore di gara, arbitro numero 2 il signor Gianluca Ruttolo della sezione di Chieti, ricordiamo arbitro numero 1 Matteo Ariasi della sezione di Pescara, al crono c'è Stefania Candria della sezione di Teramo. Nona, tocca per Tati che a sua volta appoggia per Guti, si fa vedere in mezzo Pato, viene ignorata perché la difesa dello State è schierata bene, non lascia quel pertugio, Boutima va in pressione su Tati che finta l'allungo, poi cambia idea, va da Pato, 2 o 3 tocchi, l'imbucata per Guti di prima, Tati prova a verticalizzare per Pato, era uscita in anticipo Margarito leggermente fuori la propria porta, Pato non l'ha vista con la coda dell'occhio, altrimenti con un piccolo scavetto, con un tocco leggermente più indirizzato verso il secondo palo le avrebbe fatto sicuramente maggiormente male, invece ha calciato addosso Margarito che alla fine ha avuto la meglio, mentre Boutima si gira e realizza un grandissimo gol, quello del 2-2 dell'Italcave Real State. Gran giocata di Sara Boutima che sale a quota 15 reti in campionato con una giocata da maestra del gol. Stop, girata a fare perno sull'avversaria e poi sinistro all'angolino sull'uscita anche di Di Biase. È parità ristabilita al Palabadiali, è 2-2 al Palabadiali, ha segnato Sara Boutima. Attenzione però subito la replica di Città di Falconara, Pato si arrabbia, prova subito a calciare di forza dopo un'azione prepotente, viene murata, ora è affrontata a Soldevilla, Pato prova ad allargare per Guti, sbaglia il tocco, rimessa laterale per lo State che l'ha recuperata dopo aver subito 2 gol nel giro di 2 minuti e 20 secondi. A cavallo del 17° minuto del primo tempo ha segnato 2 reti che hanno rimesso il match sui binari dell'equilibrio a cavallo dell'intervallo del termine della prima frazione di gioco. Prima Russo a 31 secondi dal termine del primo tempo e ora Boutima, è 2-2, palla rubata dallo State, ripartenza, sbaglia l'appoggio Renatigna per Boutima che prima si dispera e poi dice ok alla compagna, bella giocata, bella l'intenzione. Peccato per la misura del passaggio, rimessa laterale per il Città di Falconara, gol del 2-2 realizzato dopo 2 minuti del secondo tempo, al secondo minuto del secondo tempo. 4 marcatrici differenti in questa partita che continua a regalare spettacolo come era stato nel primo tempo. Attenzione Guti, palla per Pato, traiettoria leggermente troppo profonda in bocca praticamente a Margarito. Brivido ancora per lo State, ancora in pressione il Città di Falconara, urla anche il direttore sportivo del CDF Mirko Massa dalla tribuna per incitare le compagne, il pallone alle spalle di Tati, c'è Di Biase che fa buona guardia, quindi va da Guti, c'è Soldevilla che morde alle sue spalle, ora Tati, pressata da Renatigna, lo scarico per Guti, di prima prova a alzare il pallone, è un bel lancio per Nona che mette giù di petto, prova a mettere in mezzo, allontana Boutima, applausi generici, possiamo dire così, per la partita. Stanno facendo cose egregie entrambe le squadre, le 2 contendenti, Città di Falconara e Italcave Real State, una partita che sicuramente potremo riproporre e rivedere, quindi anche in occasione delle
Final 8 di Coppa Italia o dei playoff scudetto. Sono due squadre che là saranno protagoniste sicure. Rimessa laterale per il Città di Falconara. Tati per Guti, ancora la numero 4 in maglia bianca. Allarga per Nona. Guti fa un contromovimento per proporre una linea di passaggio più comoda. Alla fine Nona, pressato da un avversario, manda il pallone più lontano possibile, direttamente nell'area di Margareto, che subito con le mani manda da Soldevilla, che non dà un bel pallone a Boutima e non ci pensa su. La numero 23 appoggia in fallo laterale per non correre pericoli maggiori. Attenzione in area, Pato, caos nel mucchio, Pato cerca la zampata che non trova, si deve accontentare una rimessa laterale. Tati prova il tunnel su Boutima, è scura in volto Tati, è stanca, come al solito spende tantissimo ma non si risparmia, mette dentro, ancora calcia forte in area di rigore, colpisce il ginocchio di Pato, una palla che era indirizzata verso il secondo palo. Sforzo massimo adesso per il Città di Falconara, che ha subito lo schiaffo del 2-2, vuole tornare in vantaggio il prima possibile, ma deve stare attenta ad un Italcover Real Stat che non ci sta e che vuole addirittura completare la rimonta con la rete del sorpasso. Gara tutta da gustare. Tati, Nona, Tati. Ancora la brasiliana. Tati. Ora Guti, dopo il tocco di Nona. Pato, bel controllo, si gira, mette un pallone davvero intelligente in area, non è finita, ci riprova, chiude tutto. Alla grandissima Valeria Schmidt. Ha parato di fatto un'occasione per il Città di Falconara. Due volte Pato ha provato a servire sul palo più lontano una compagna, non c'è riuscita, ancora lei riceve in area di rigore, prova sul primo controllo a ritagliarsi un po' di spazio, ma la sfera si allunga troppo, non può raggiungerla. Rimessa laterale ora per lo Statte. Era bellissima, lo ripetiamo. Renatigna, Sodevilla, chiude Pato, Nona accelera, Nona, gran dribbling, Nona in area, il tocco, rete! Raffaela Pato Dalmaz su una di quelle giocate da strusciare i piedi, da ripulire i piedi a chi gli ha servito l'assist, ovvero Nona, e così fa Pato. L'esultanza per una giocata meravigliosa di Nona, deve solo appoggiare in rete Pato, lo fa puntuale come un orologio svizzero per il gol del 3-2 del Città di Falconara. 4:58 sul cronometro del secondo tempo, è tornata in vantaggio il Città di Falconara con il gol di Pato Dalmaz, che quindi si porta a quota 14 reti, raggiunge Renatigna, si riporta ad una rete di distanza da Boutima. Tutto questo in ottica leadership, marcatori, non ci sta lo State, è bellissima questa sfida. In avanti Soldevilla, lotta con Isa Pereira che è tornata sul terreno di gioco, l'ultimo tocco dello State, guadagna anche la rimessa laterale il Città di Falconara, respira Guti, porta ossigeno, gamba e tecnica capitano Luciani dentro alla partita. Tati, Pereira, Luciani sulla fascia, bella giocata di Luciani sullo stretto, si distende il Città di Falconara, Tati riceve sulla fascia, si accentra, ripiega bene lo Stati, lancia in avanti, Luciani di testa ci prova, schiaffeggia il pallone in uscita Margareto, segno di intesa fra le due e palla che termina in fallo laterale. Che partita al Pala Badiali, se il primo tempo era stato spettacolare, il secondo ci ha messo dentro i fuochi d'artificio e le scintille. 5:36 sul cronometro, tentativo di Marta, abbastanza velleitario. Pallone fuori, Margarito prepara la fionda, ovvero il suo braccio destro per lanciare Mansueto. Interviene Pereira che guadagna la rimessa laterale, sempre prezioso il gioco anche in interdizione di Pereira, così come in costruzione. Adesso bene per Tati, libera dalla marcatura, un pressing a metà e quindi mal fatto dallo State, si distende Falconara, Luciani, anzi Marta per Tati, conclusione sopra la traversa, applausi, ma qui è mancata un po' di concretezza nel destro di Tati, ci è arrivata forse anche poco lucida. Sono 6 minuti che è in campo Tati, guarda la panchina, infatti chiede il cambio. Abbiamo fatto in tempo a pensarlo e a dirlo, che subito abbiamo avuto conferma
di una Tati che ha speso molto in questi 6 minuti di inizio secondo tempo, piegata sulle ginocchia, si è alzata in piedi davanti alla panchina di Massimiliano Neri. Erika Ferrara pronta a dare il cambio a Tati, con Pereira che sicuramente prenderà posizione al centro della difesa. Tati va in chiusura, guadagna la rimessa per il Città di Falconara. Voleva il corner lo Statte, non è d'accordo la coppia arbitrale. Tati per Luciani, lungolinea per Marta. Siamo nel momento più elettrizzante della sfida. Le due squadre stanno andando al massimo delle loro possibilità, con e senza palla. Pereira, lungolinea, chiude Mansueto. Il punteggio, e giustamente come ci segnalate va aggiornata la grafica. Facciamo adesso 3-2 per il Città di Falconara, mentre il kick-off sta vincendo 1-0 sul campo del Montesilvano. Ha segnato nel primo tempo la Elpidio, Aline Elpidio. Pallone alzato, Pereira carica la bomba con il destro, la esplode, colpisce però troppo con la parte interna del piede. La sfera si allontana dalla porta, alla fine una deviazione di una sua compagna, anzi di una sua avversaria, concede comunque la rimessa laterale alla Città di Falconara, che resta lì davanti. Ferrara, eccola qua in campo. Pereira, Luciani si accentra, salta Russo, Luciani si incunea, palla per Marta, sinistro, Margarito ci mette una gran pezza, ferma tutto dalla parte opposta. Renatigna, gran dribbling, manda a sbattere l'avversario. Renatigna, il tocco, ed è un miracolo di chiusura quella di Isa Pereira. È un gol che viene festeggiato come tale per la sua squadra, su un capolavoro di tecnica di Renatigna, che ha mandato letteralmente allo scontro frontale le due dirette marcatrici del Città di Falconara. Poi eccesso forse di altruismo da parte della numero 99 dell'Italcave Real State. Ha passato il pallone per Mansueto, che arrivava pronta a depositare in fondo al sacco all'altezza del secondo palo, ma non ha visto che stava ripiegando come una Ferrari che torna a casa. Isa Pereira, lei ci è arrivata per prima, ha mandato il pallone in corner, così come adesso a mani aperte, alte, sopra le spalle fa Angelica Di Biase sulla conclusione proprio di Mansueto. Che partita, che spettacolo al Palabadiale di Falconara. 3-2 conduce il quintetto di Massimiliano Neri, ma vuole pareggiare a tutti i costi l'Italcave Real State. Scambio fra Soldevilla e Renatigna, con il tacco ci prova la numero 8 rossoblu, lotta Ferrara, la palla arriva in area, quindi è Pereira, allontana solo per un istante, di testa fa altrettanto Erika Ferrara, il pallone è rispedito in avanti, poi Ferrara, lotta, spinta alle spalle di Luciani, non c'è fallo, ma c'è la rimessa laterale per il Città di Falconara. Sorride amaramente Luciani perché voleva il fallo, comunque ottiene la rimessa laterale. E ovviamente anche un ring in questo frangente, il 40-20 del Città di Falconara, perché ogni pallone è una battaglia per conquistare la guerra, ovvero i 3 punti. Al momento comanda la squadra di Massimiliano Neri, si soffre anche in tribuna il presidente Marco Bramucci della squadra locale, è in piedi come se stesse giocando, vive questa partita con massima emotività. Bella invenzione di Ferrara, Luciani prova ad allungarsi per mandare il pallone in fondo al sacco, sembrava non arrivarci più e invece sì, ci è arrivata Sofia Luciani e per poco non ha realizzato un gol volante con una mossa quasi di karate. Ancora il break del Città di Falconara, Marta sbaglia l'appoggio e manda il pallone, fallo laterale, rimessa a Statte, Boutima avanza, destro, chiude Pereira, può partire anche in contropiede, Marta però non appoggia subito, allora va in solitario Isa Pereira, la sua sterzata, prova a tenere il pallone sotto i suoi piedi, ha 2 avversari su di lei, lotta con il fisico, ripiega a Boutima che riesce ad allontanare la sfera, la manda da Renatigna, va da sola contro 2, Renatigna, dribbling sullo stretto, ancora Renatigna, prova a calciare, mamma mia Renatigna, esibisce una bella fetta del suo repertorio in questa giocata. Prima che la palla termini fuori. Boutima sfida Erika Ferrara, prova a mettere dentro. La palla arriva sui piedi di Sofia Luciani.
Pallone ora raccolto da Margarito, quindi Soldevilla per Boutima che sbaglia insolitamente un controllo agevole. Palla regalata al Città di Falconara. Ferrara, Pereira, pressata alle spalle da Renatigna, quindi Ferrara prova a lanciare Luciani, sbaglia il tocco con l'interno del piede sinistro. Regala la rimessa laterale all'Italcave Real Stati, in avanti Boutima può controllare, fa da sponda per Renatigna, voleva un tempo in più di gioco Renatigna per poter disegnare la traiettoria di passaggio di ritorno ideale. Glielo dice a chiare lettere dopo che il Città di Falconara ha recuperato per un istante il pallone. Ora però ha regalato nuovamente il possesso allo Statte. Pereira morde su Soldevilla, fa altrettanto Marta su Valeria, quindi Ferrara sulla fascia, pressata da Renatigna, all'indietro per Pereira, bisogna giocare con grande velocità di testa e di gamba, oltre che lettura di gioco, per non ritrovarsi un avversario sempre addosso. Questo vale sia per il Città di Falconara che per il Real Statte. Renatigna colpisce male, decisamente male Soldevilla. Prova la ripartenza Lucianica, campo aperto sa essere devastante, prova ad innescare i suoi cavalli, il suo motore, a esplodere la potenza del suo motore, deve accontentarsi della rimessa laterale. Pereira, Ferrara. Palla in parallela per Luciani, è arrivata un po' in ritardo Sofia Luciani, si è mossa, perdono, un po' in ritardo Sofia Luciani, che adesso però si ritrova il pallone praticamente sui piedi. Tocca per Marta, si gira all'indietro per proteggere il pallone, non vuole scoprirlo, brava Marta a indirizzarlo nuovamente verso il capitano, quindi Ferrara di prima, Pereira, palla che gira forte, Pereira non lo può controllare, borbotta qualcosa da Pereira, la sua compagna, voleva un assist più comodo da gestire. Renatigna, agevolata da un movimento di una compagna, riesce a ritagliarsi lo spazio per calciare, lo fa in maniera insidiosa. Di Biase ben posizionata, lancio lungo per Isa Pereira sull'uscita di Margarito, non può intervenire. Torna in avanti il Città di Falconara, 9 minuti e 16 alla fine della partita, siamo nell'ultimo quarto di match, il Città di Falconara avanti 3-2 grazie al gol di Pato che dopo la rimonta dello State ha riportato avanti le Citizens. In ordine Guti, Marta e Russo nel primo tempo per il 2-1 del Città di Falconara, poi pareggio dello Statte dopo 2 minuti del secondo tempo con il gol di Boutima e quindi la rete di Pato per il 3-2 su cui ci troviamo. Soldevilla chiude, Isa Pereira che quando si mette in modalità difensore non lascia passare nulla. Renatigna dal nulla, in un nanosecondo, in un lampo, in un flash ha trovato lo spazio, la mattonella buona per far partire un missile col suo sinistro, il piede con cui canta a meraviglia. Ha trovato però la traversa a negargli il gol del 3-3 sul lato più lontano della porta, difesa da Angelica Di Biase che si è vista arrivare come un flash questo pallone. Si è buttata da quella parte Angelica Di Biase, non so se abbia anche sfiorato, toccato il pallone, di certo la traversa ha risputato in campo la sfera e ha negato il 3-3 all'Italcave Real Statte. 8:26 al termine, rimessa per il Città di Falconara, Marta per Ferrara, Pato, la spinta troppo evidente di Valeria Schmidt alle spalle di Raffaella Pato Dalmaz e quindi calcio di punizione per il Città di Falconara. Siamo distanti dalla porta di Margarito, forse troppo per calciare, e quindi Città di Falconara che va in opzione giro palla. Marta Ferrara, palla di ritorno troppo affrettata da parte di Erika Ferrara e allora attacca lo Statte. Ferrara manda il pallone fuori, è messa male la squadra di Massimiliano Neri. Ora Tati esce fuori su Valerio Schmidt, attenzione, Mansueto si gira e chiama in causa a un ottimo intervento Angelica Di Biase. Tiro non potentissimo ma molto bene indirizzato. Di Biase c'è. Corner per l'Italcave Real Statte. Mancano 8 minuti esatti alla conclusione di questa fantastica sfida fra Città di Falconara e Italcave Real Statte. Sul pallone c'è Valeria Schmidt, Renatigna, Boutima,
finta il destro di prima, controlla e spara, palla che arriva da Pato, prova lei a ripartire, alzano il braccio entrambi i direttori di gara in perfetta sintonia sulla decisione, ovvero gioco pericoloso, quindi fallo che non va, e quindi calcio di punizione indiretto per il Città di Falconara, e fallo che non va conteggiato sul tabellone, sul segnapunti. 2 falli commessi dalla squadra ospite, nessun fallo in questo secondo tempo a carico del Città di Falconara. Molto difficile pensare ad un tiro libero in questo secondo tempo. Tati prova a inventare per Marta, pallone troppo lungo, Margarito non perde un attimo, manda il pallone in avanti, ma Tati arriva prontamente sulla sfera, indirizza verso Di Biasi, quindi la sfera arriva da Marta, pressata da Valeria Schmidt. Marta lotta anche lei con il fisico e guadagna la rimessa laterale, poi va a guadagnare un po' di respiro, riceve il cambio da Nona. Marta, che ha segnato il momentaneo 2-0 in questa partita. Pallone fuori, time out. 7 minuti e 15 al termine della partita. Città di Falconara avanti 3-2. E prendiamo un po' di respiro anche noi. Fallo commesso dall'Italcave Real State, calcio di punizione per il Città di Falconara. Siamo tornati ovviamente in campo, il racconto della partita dopo il time out che abbiamo ammirato qualche istante fa. Ci ha provato Dalmazza, la palla bloccata da Margarito, Butima bisticcia un po' col pallone, regala la sfera nuovamente alla Città di Falconara, l'appoggio di Tati per Guti è un po' impreciso, allontana Guti. Rimessa laterale per lo Statte. Renatigna sfida Guti, si ritaglia lo spazio, calcia Renatigna, ma risponde Di Biase. Ancora una volta la numero 99 è riuscita a calciare con l'aiuto di Mansueto, che come al solito le fa un movimento a dar fastidio alla sua marcatrice, fa ombra sulla sua diretta marcatrice, che si ritrova quindi poi in ritardo su Renatigna. Va al tiro anche in questo caso, ma Di Biase c'è. Ora Pato, Dalmazza per Tati, prova a distendersi il Città di Falconara. Tati sulla destra, desiste, poi no, torna in avanti, prova a sfidare la sua diretta avversaria, Soldevilla che però ci mette il piede e tocca la palla in fallo laterale. 6 minuti al termine della partita, 3-2, attenzione a Renatigna, può andare 1 contro 1 con Nona, gran chiusura di Nona, poi dribbling e fallaccio di Mansueto su Nona. Chiede scusa, ma è inevitabile, cartellino giallo, nulla di grave per Nona, tutto ok. Quarto fallo a carico dell'Italcave Real State e prima moneta della partita, sin qui molto corretta. Mansueto.
Tati, Nona, Pato. Ancora Nona che prova a controllare sul passaggio di ritorno della compagna. Non ci riesce. Quindi si riparte dalle mani di Margarito. Boutima all'indietro per Mansueto. Bel pallone all'indirizzo di Soldevilla. Voleva servire Renatigna che si stava incuneando nella difesa avversaria. La palla invece arriva sulla fascia destra, quindi Dalmaz mette il turbo, Dalmaz, ma c'è Soldevilla che fa una gran cosa in chiusura e manda la sfera fuori del rettangolo di gioco. Quando accelera Pato Dalmaz può essere devastante, ma Soldevilla è stata molto concentrata e anche brava nel gesto tecnico della scivolata, in maniera corretta e precisa. Mette forte in mezzo Nona, il pallone viene allontanato, torna in avanti la squadra di Massimiliano Neri che passeggia nervosamente davanti alla sua panchina. 5 minuti e 24 al triplice fischio. 3-2 Città di Falconara. Dalmaz, bella palla per Tati, Tati! E trova la gran risposta di Margarito che tiene ad un solo gol di distanza la sua squadra. Ha provato a tornare sul +2 la squadra falconarese, ci ha messo una pezza Margarito. Tati tutta sola a 6 metri, quasi un rigore in movimento, ha calciato di punta molto forte, forse un po' troppo centrale seppur sotto la traversa. Margarito ha risposto da gran portiere qual è e ha negato il 4-2 al Città di Falconara. Attenzione Renatigna, ancora si rinnova il duello con Angelica Di Biase, puntata col sinistro. Angelica Di Biase in spaccata con il destro riesce, un po' come era accaduto nelle due circostanze precedenti, a respingere il pallone, calciato violentemente dalla numero 99 rossoblù. Palla che poi ha sbattuto sul tetto, sul soffitto anzi del Palabadiali, e quindi c'è una rimessa laterale per il Itacave Real State. Soldevilla viene incontro Renatigna, la palla va proprio da lei. Tati si mette in posizione di marcatura, l'imbucata di Renatigna per Mansueto, arriva però Pato Dalmaz che prima stoppa e poi calcia via il pallone, lo concede nuovamente allo State. Nona però recupera la sfera, si lancia in avanti, arriva come un falco, Pato, l'ha vista, Nona! Ma non ci arriva ad un soffio e addirittura Pato Dalmaz colpisce forte involontariamente su Margarito. Brutta botta, le urla di dolore di Margarito sul parastinco destro. Fa male ugualmente Margarito, brutta botta per lei. Pato ovviamente si è allungata per colpire l'assist di Nona e invece ha trovato la gamba di Margarito. Mani in volto per Margarito, speriamo sia solo il dolore della botta, sicuramente dura. Entra in campo il tecnico Antonio Maggi, serve anche il dottore, ovviamente la squadra di casa del Città di Falconara. Ecco qua l'intervento dei sanitari di casa. È ancora molto dolorante Margarito. Arriva anche il fisioterapista e massaggiatore del Città di Falconara, Magistrelli. 4 minuti e 30 secondi alla fine del match. Attenzione perché vediamo Mansueto parlare con l'arbitro, ma non lo fa con la maglia rosso-blu, bensì con la maglia verde di portiere di movimento, e quindi è pronta lei ad entrare sul rettangolo di gioco. Da nuovo regolamento, nonostante sia un portiere, Margarito deve comunque lasciare il campo dopo l'intervento dei sanitari, e quindi vedremo sicuramente uscire Margarito e immaginiamo sarà Mansueto a prendere il suo posto alla ripresa del gioco. Ancora dolorante Margarito. Si parla anche davanti alla panchina del Città di Falconara, l'arbitro dice non potete fare un vero e proprio time out.
Torna in campo Marta, torna in campo Pereira e torna in campo anche Luciani. Oltre a Tati che resta lì dov'è. Questa lunga pausa sicuramente aiuta una come lei che era in campo sin dall'inizio del secondo tempo. Pardon. Si alza Margarito, ma non riesce ad appoggiare il piede sinistro. E gli applausi sportivi della dirigenza e degli addetti ai lavori presenti qui al Palabadiali di Falconara. E ovviamente speriamo non sia nulla di grave. Ripetiamo, 4 minuti e 30 secondi alla fine della partita. E alla fine toglie la maglia di portiere di movimento Mansueto, la mette Soldevilla. Eccola qua, è lei il quinto aggiunto per il power play dell'Italcave Real Estate. Si riprende a giocare dalla rimessa laterale per la formazione pugliese. Lancia lungo, attenzione però perché la porta è vuota. E Tati ha recuperato il pallone, lo perde, si fa sentire la stanchezza ovviamente anche sulle sue gambe. E può attaccare 5 contro 4. La squadra di Antonio Marzella, Toni Marzella quest'oggi non c'è in panchina, c'è Antonio Maggi. Giro palla, Soldevilla, Valeria, Renatigna. Pressata da Tati. Di tacco, bene per Boutima, in avanti per Mansueto, il triangolo, Boutima guadagna spazio, arriva al limite dell'area, Tati chiude, arriva a raddoppio anche Marta, ma Tati riesce addirittura a stoppare il pallone, poi lo perde clamorosamente Di Biase, riesce a fermare in qualche modo la conclusione di Mansueto. Luciani va in contropiede, Sofia Luciani, il capitano Luciani, destro, palla fuori, era contro un portiere improvvisato come Soldevilla, aveva come missione quella di prendere in porta Capitan Sofia Luciani, non ha centrato lo specchio della porta per questione di centimetri e così ha cestinato il possibile 4-2. Dopo però un grande allungo, una grande ripartenza Sofia Luciani. Tre minuti e 44 al termine. Soldevilla per Valeria, all'indietro per Renatigna, di fatto palla in cassaforte. Quindi Mansueto voleva l'appoggio di Valeria, malinteso, resta in porta Soldevilla perché oltre ad essere il portiere di movimento ed oltre ad essere Margarito in panchina dolorante che non può rientrare per l'infortunio occorso qualche minuto fa, non c'è un altro portiere a quanto pare a disposizione di mister Maggi e quindi resta Soldevilla sempre in porta. E manca tantissimo ancora al triplice fischio, 3 minuti e 27, ovvero 207 secondi al termine di questa sfida. Tati pressata da Renatigna, rischia un po', poi palla in avanti per Marta, si impegna per lanciare Nona, non ci riesce, sfera recuperata ancora dallo State che vuole produrre il massimo, ultimo sforzo per tentare la rimonta e quindi per tentare il gol del 3-3. Boutima è pressata da Luciani, è un po' da sola, può appoggiare però all'indietro per Soldevilla che quindi va da Renatigna. Non può restituire la sfera a Soldevilla, da sola contro tutte, Renatigna lancia in avanti, Tati fa da muro e manda il pallone a fondo campo, rischia tantissimo lo State. Ora però attenzione perché c'è Mansueto tutta sola. Soldevilla pensa alla soluzione migliore, appoggia proprio per lei, per la numero 22, poi va via, ruba palla però Luciani ruba palla e poi scaraventa il pallone in fondo al sacco, è il gol del 4-2, ci pensa il capitano Sofia Luciani. E poi va a mostrare alla tribuna, alle sue spalle, la maglia numero 10 con orgoglio, comprensibile orgoglio, Sofia Luciani, che giocatrice anche lei. 4-2 Città di Falconara, una seria ipoteca su questa partita, ma non abbastanza per decretare chiuso il match.
2:45 al termine, ancora ovviamente portiere di movimento per lo Statte, rimessa laterale effettuata, Mansueto pesca Soldevilla in posizione offensiva, Tati ruba palla, Marta cerca lo spazio per calciare, non lo trova, quindi ci prova Tati, mira sbagliata, pallone fuori, applausi della panchina Citizens. Sei marcatrici differenti, Guti, Marta, Russo, Boutima, Pato e Luciani, dal +2 al 2-2 al pareggio e di nuovo al +2. Così ha raccontato questa sfida con il Città di Falconara che comanda a 2:29 dal termine. Marta per Nona di prima, pallone intelligente verso Tati, chiude bene però Boutima, attenzione al contropiede dello Statte, superiorità, spende un fallo e un cartellino giallo. Raffaella Pato Dalmazzi in maniera molto molto sapiente, non guarda neanche il giallo, come a dire ci sta tutto. La numero 99 del Città di Falconara ha perso palla e poi non ha voluto correre pericoli troppo grandi, ha trattenuto l'avversaria, ha regalato il secondo fallo di questo secondo tempo al Italcave Real Statte. Raffaella Pato Dalmazzi si è beccata il giallo, seconda moneta di questa partita. Mentre Soldevilla invoca il pallone dal terzo arbitro, il cronoman Stefania Candria della sezione di Teramo. Renatigna non sembra voler calciare, ovviamente con la superiorità numerica proverà a sfruttare il portiere di movimento che sin qui non è riuscita mai a far fruttare neanche per una conclusione la squadra ospite, perché Falconara pressa altissima. Soldevilla per Renatigna, porta in avanti le sue compagne, Boutima all'indietro per Valeria, Renatigna ancora porta il pallone, la sfera si scopre, Marta, pallonetto, la palla deviata ma viaggia verso la porta avversaria e termina fuori. Calcio d'angolo per il Città di Falconara, ha sfiorato, doppietta personale e 5-2 Marta per il Città di Falconara. 1 minuto e 50 al termine, calcio d'angolo per le Citizens che chiamano anche time out con mister Massimiliano Neri. Molto rilassato apparentemente in panchina, sono un paio di sorrisi che distribuisce alle giocatrici schierate davanti a lui nella panchina di casa Massimiliano Neri. Calcio d'angolo per il Città di Falconara. Margarito in piedi davanti la panchina, mentre ci sarà un cambio di portiere di movimento nell'Italcave Real Statte, non più Soldevilla bensì Mansueto, come originariamente aveva pensato e stava per proporre la formazione pugliese. Poi si è cambiato idea proprio prima della ripresa del gioco, dopo l'infortunio occorso a Margarito, e quindi quinto aggiunto è stata la numero 8 Soldevilla. Ora tocca alla 22 Mansueto e lei in verde, mentre Massimiliano Neri abbiamo visto disegnare qualcosa dal calcio d'angolo. L'impressione che abbia detto alle sue compagne di non forzare le giocate, di badare soprattutto a mantenere il possesso palla, forti del doppio vantaggio e del cronometro che recita 1 minuto e 50 secondi al gong, al triplice fischio, al suono della sirena. Corner per il Città di Falconara, incitamento della dirigenza falconarese alle ragazze vestite di bianco quest'oggi. Movimento di Marta, Tati in area, Pereira, ancora Tati, arriva la conclusione di Pato, una volta poi un'altra, lascia scorrere oltre la linea di fondo Valeria, ma c'è stato un tocco secondo il signor Ariasi della sezione di Pescara. Erano scappate via quelle del Falconara, stavano comodamente prendendo il pallone le giocatrici ospiti, deviazione che non ci è sembrata di ravvisare. Attenzione a Marta, spazio per stop e tiro, contropiede, Renatigna si invola ma Tati con un poderoso recupero cancella tutto e manda il pallone in fallo laterale. A 1:34 dal termine Renatigna si era lanciata verso la porta avversaria, ancora portiere di movimento, guadagna la rimessa il Città di Falconara sulla pressione. Ottimo lavoro difensivo sin qui
contro il quinto aggiunto dell'Italia Real Stat da parte del quintetto di Massimiliano Neri, che infatti continua a distribuire applausi. Attenzione, superiorità Falconara, 2 contro 1 da questa rimessa. Pato, primo pallone, anzi pallone sul secondo palo per Marta, che trova la doppietta personale. E adesso sì, chiude i conti. 5-2 per il Città di Falconara, ha segnato Marta, che ci ha creduto sin dall'inizio di questa rimessa laterale. Pato ha avuto tutto il tempo per pensare di disegnare l'assist perfetto. Marta di prima l'ha mandato in fondo al sacco per il 5-2 del Città di Falconara. Grande prova per la spagnola Marta, con e senza palla, è un pivot all'occorrenza laterale come in questa fase della partita, davvero eccezionale. (18 minuti e 36 secondi, questo è il tempo da annotare per il gol numero 2 a livello personale di Marta. Terzo fallo commesso dalla Città di Falconara, calcio di punizione in 2 dietro la palla, Renatigna e Soldevilla. Larga c'è Valeria, all'altezza dei pali Mansueto e Boutima. Concentrazione massima per Di Biase, che chiama anche i movimenti difensivi alle sue compagne. La rincorsa di Soldevilla, va Renatigna, bomba col sinistro, palla alta sulla traversa e scatta via Pato, ma la palla è molto lontana dalla porta di Angelica Di Biase. Aveva suggerito subito una soluzione Raffaella Pato dal Mazza. Angelica Di Biase ora può gestire il pallone, va al lancio adesso verso Pato, che riesce a controllare un pallone non facilissimo e appoggia all'indietro per Pereira. Può palleggiare, mantenere il possesso di Città di Falconara. Marta all'indietro per Pato, quindi Tati si fa vedere Isa Pereira, viene ignorata in prima stanza, poi arriva l'appoggio per lei, Pereira in parallela, il pallone resta in campo. Il lancio raggiunge quasi il nostro cameraman. La palla termina fuori, 48 secondi al termine. Rimessa laterale per il Città di Falconara. Pereira. Guti. Pereira. Taglia Tati. Pallone impreciso, rimessa laterale ancora per il Città di Falconara. Scusate, per lo State. Pressione ancora di Marta, che per poco non ruba il pallone a Soldevilla. Siamo alle battute conclusive di questa partita, amici telespettatori. Il Città di Falconara sta conducendo 5-2. È stata una gara davvero fantastica, ma non è finita. Tati con la mano in maniera evidente, Soldevilla respinge il pallone, calcio di rigore per il Città di Falconara e cartellino giallo per il numero 8 Soldevilla. Dalla nostra posizione abbiamo visto in maniera abbastanza netta il braccio largo della numero 8 Soldevilla. Margarito ha proposto alla sua compagna, a Mansueto, il cambio per andare a parare il rigore, nonostante adesso l'abbiamo visto, è ancora zoppicante, è ancora dolorante Margarito, ma Mansueto le ha detto: guarda, siamo sul 5-2 a 34 secondi alla fine, non ti affaticare, non rischiare nulla. Calcio di rigore, rincorsa di Pato dal Mazza, destro, rete, e l'aveva anche intuito Mansueto, ma gonfia la rete Raffaela Pato dal Mazza. È 6-2 per il Città di Falconara ed è anche doppietta per lei, che quindi raggiunge a quota 15 Boutima. In vetta alla classifica dei marcatori, ammesso e non concesso che la leader della graduatoria dei Bomber del massimo campionato femminile non abbia trovato il gol. Parliamo ovviamente di Lusileia, stavamo controllando proprio questo, ma a Montesilvano kickoff è ancora solo 0-1, quindi al momento troviamo Lusileia, Boutima e Pato, tutte e tre a quota 15 gol. 8 secondi alla fine, 7 secondi al termine, 6-2 per il Città di Falconara e partono già gli applausi sponda locale per questa grande vittoria del Città di Falconara. Arriva il suono della sirena,
6-2 vince la squadra di Massimiliano Neri, 12ª vittoria consecutiva, 12ª vittoria in 12 gare, leadership della Serie A femminile sempre più imponente della squadra di Massimiliano Neri, che festeggia una gran vittoria contro una grande, va detto, Italcava Real State, che si è arresa solo nell'ultimo tratto di partita. È stato uno spettacolo ancora una volta qua al Palabadiale di Falconara, mentre suona l'inno delle Citizens. È finita 6-2. Noi vi ringraziamo per essere stati numerosi come al solito al nostro seguito. Da Matteo Magnarelli, arrivederci e a risentirci alla prossima partita casalinga del Città di Falconara.